Siamo in piazza Ciceruacchio, il centro del nostro comune, naturalmente a Catepolo, che sta per partire la 61esima fiera del Delta, che chiude un po' la stagione delle sagre nel nostro comune, insieme al nostro assessore, la Silvia, e insieme al nostro nuovo presidente del Proioco, Andrea Odoardo, che adesso vedrete anche buona parte dello staff. Il Proioco nata tra l'altro grazie ai nostri comitati frazionali, quindi insomma tanti giovani che si sono messi insieme per rendere questa fiera ancora più importante. Avremo i nostri espositori qua nella piazza Ciceruacchio, proprio davanti al comune, e poi adesso andremo a visitare il nostro stand gastronomico, che quest'anno abbiamo la fortuna, no Silvia, di avere lo stand gastronomico. Partendo da chi? Ecco, adesso siamo entrati all'interno dello stand gastronomico, dove abbiamo tutti i nostri partecipanti che fanno parte anche dei comitati frazionali nonché della Proioco, ma adesso la Silvia ci presenta, ci dice un po' chi è partecipe di questa giornata. Sono lo scheletro e la colonna portante dei comitati fiera e anche della Proioco da quest'anno, perché il direttivo rinnovato ha al suo interno un rappresentante per ogni comitato fiera. Sono l'anima della festa, hanno riportato da quest'anno anche lo stand astronomico in piazza, e questo non può anche che riempirci di orgoglio. Auguriamo a loro un grande in bocca al lupo, speriamo possano avere soddisfazione in queste serate. Voglio dire, tra piazza Ciceruacchio e Largo Europa e lungo da Matteotti abbiamo anche il nostro spazio espositivo, fortemente voluto proprio dall'assessore anche alla cultura, che è la Silvia, che adesso vi racconta un po' cosa esponiamo qua all'interno. Alcuni artisti locali che si contraddistinguono per la vivacità con la quale realizzano le loro opere, che ci hanno tenuto in modo particolare ad esporle durante queste serate, quindi li abbiamo tutti qui in questo spazio espositivo di fronte alla zona spettacoli. Ci siamo trasferiti in Largo Europa, naturalmente adiacente a piazza Ciceruacchio, ricordando che comunque abbiamo il Luna Park nella piazza delle Frazioni, nonché piazza del Mercato a 500 metri dal nostro spazio espositivo. Poi via Matteotti verrà naturalmente chiusa, è un work in progress, e questo è il regno di Andrea Odoardo, che non è solo il presidente del Proioco, ma è la mente che fa anche tutti i nostri spettacoli di queste 4 serate, che si chiuderanno con un grandissimo spettacolo piromusicale.